Una moglie e 3 figli piccoli che aspettano invano il suo ritorno a casa a Villorba prima che la terribile notizia cambi loro la vita per sempre. La 10ª vittima di settembre nelle strade sempre più insanguinate del Trevigiano è un papà nigeriano di 43 anni, Christopher Okoduwa. Cuoco e cameriere in un ristorante africano a Canizzano, si trovava a bordo della sua Peugeot 206 diventata un ammasso di lamiere dopo lo schianto frontale contro l'altra Peugeot condotto da un 54enne di Macerata. Finito quest'ultimo sul fossato che costeggia Viale della Repubblica a Treviso e vivo per miracolo, estratto dall'abitacolo con ferite lievi e sottoposto agli esami tossicologici. La strada è rimasta chiusa fino a tarda notte per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi e alla polizia locale di raccogliere gli elementi utili ad accertare la dinamica. Il 43enne nigeriano, padre di 3 bimbi di 1, 8 e 10 anni, era diretto a Villorba, direzione opposta per il 54enne. L'impatto all'incrocio con Via del Legname. Christopher è morto sul colpo. Per Viale della Repubblica il secondo dramma in meno di un mese. Il 31 agosto scorso un 27enne della Guinea in bicicletta era stato travolto da un'auto e sbalzato per 10 metri in un fossato, finendo in ospedale in gravi condizioni.